in collaborazione con In questa puntata giornalisti ai fornelli insieme a Natalia Cattelani per preparare le zeppole, però interpretate alla bolognese, con all'interno la mortadella in una ricetta che è ispirata alla festa del papà. Allora seguiteci. Poi dal parco di Villa Smeraldi alle porte di Bologna daremo spazio ad una iniziativa importantissima di solidarietà, la raccolta fondi del Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie per adottare un bosco del nord-est distrutti milioni di piante dal ciclone Vaia dell'ottobre scorso. La coltivazione del coriandolo, una spezia che è molto diffusa nei paesi asiatici ma che viene coltivata anche alle porte di Bologna. Parleremo anche di una gestione razionale del terreno per conservare le sostanze organiche. Dall'Istituto Cervi di Gattatico nel Reggiano una giornata dedicata alla presenza delle donne in agricoltura dal dopoguerra ad oggi, con molte testimonianze, con gli ultimi dati anche regionali che ci parlano di oltre 12.300 aziende agricole condotte proprio da donne. Allora ascolteremo le loro voci e capiremo anche il percorso che resta ancora da fare per arrivare a una vera parità. Il benvenuto alla nuova puntata di Con i frutti della terra arriva da Fico Italy World. Qui è andato in scena un evento molto particolare, Cook and Press, giornalisti alle prese con i fornelli e con una ricetta del periodo, perché insomma le zeppole sono le zeppole di San Giuseppe, però Natalia Cattelani le ha rivisitate con la mortadella. Qui con me Fiorella Palmieri, appunto del consorzio della mortadella Bologna IGP, responsabile eventi, responsabile comunicazione, e diciamo che è sicuramente una giornata molto particolare, intanto anche per la soddisfazione che abbiamo avuto, perché Natalia è bravissima e ci ha aiutato molto, e poi questo abbinamento abbiamo reso bolognesi, insomma, le zeppole. Esatto, diciamo che noi abbiamo voluto un po' mettere alla prova delle persone che magari notoriamente non sono proprio sempre dietro ai fornelli, e poi abbiamo voluto fare una cosa diversa. Il dolce, si sa, a San Giuseppe è la zeppola, che forse è un po' più da donna come tutti i dolci. Visto che è la festa del papà abbiamo pensato perché invece non fare una zeppola salata con la mortadella Bologna IGP, che in realtà piace sia agli uomini che alle donne, ma sicuramente il salato è un po' più uomo, diciamo, e quindi abbiamo fatto questo esperimento. Natalia Cattelani ha portato la sua ricetta speciale per le zeppole e devo dire che siamo rimasti sorpresi, perché sono stati tutti veramente bravi, hanno fatto delle zeppole perfette, la mortadella Bologna GP si è sposata perfettamente e quindi abbiamo inventato una nuova ricetta un po' particolare per la festa del papà. Ecco, e questa ricetta ci ha dato anche proprio l'esempio di come la mortadella sia versatile, davvero si può interpretare in tanti modi, non soltanto il classico panino. Assolutamente sì, al giorno d'oggi la mortadella Bologna GP è impiegata veramente in tantissimi usi in cucina. Il consorzio preferisce dire che è sempre meglio consumarla al naturale, quindi non cuocendola, però anche in questo modo si trovano veramente tantissimi usi. Quello di oggi è sicuramente un esempio di questo uso, ma ce ne sono veramente tantissimi altri, come per esempio anche mortadella sushi che noi abbiamo nel nostro spazio di fabbrica, dove la mortadella si abbina anche al baccalà mantecato. Oggi poi la mortadella è anche molto meno grassa di quanto si possa pensare. Assolutamente sì, la mortadella, pensiamo che in 100 grammi di mortadella ci sono più o meno 280 calorie, che equivale a una mozzarella fior di latte, quindi assolutamente sfattiamo ogni mito sul fatto che la mortadella sia grassa. A quali altre persone è adatta? Anche agli sportivi, ad esempio? È adatta agli sportivi perché comunque è una grossa fonte di energia, quindi un panino con la mortadella per esempio anche dopo un allenamento o una corsa è fortemente consigliato, non lo diciamo noi ma lo dicono proprio i nutrizionisti di cui ci avvaliamo spesso nelle nostre collaborazioni, e soprattutto ricordiamo che essendo un salume cotto va bene anche per le donne incinta.
Ecco, poi qui all'interno di Fico è possibile anche vedere come si realizza la mortadella nel vostro spazio espositivo. Sì, c'è una fabbrica trasparente in cui proprio dal vivo lo spettatore può assistere alle fasi più importanti della produzione, quindi all'insacco, alla legatura rigorosamente a mano, alla cottura che ricordiamo la mortadella è cotta in delle apposite stufe ad aria secca, quando raggiunge almeno i 70 gradi al cuore può considerarsi cotta, dopodiché viene messa sotto una doccia di acqua fredda che mantiene inalterate le qualità organolettiche, si raffredda ed è pronta per essere venduta e anche consumata. Qualche anticipazione sui prossimi eventi in calendario? Allora sì, abbiamo tutti i mesi 3 eventi che sono ormai fissi, l'appuntamento con Chef to Chef, quindi l'associazione degli chef dell'Emilia Romagna che verrà una volta al mese a fare uno show cooking, poi abbiamo l'evento clou diciamo di questa stagione del Consorzio Mortadella Bologna che è con il Mortadella Bologna Show e lo chef Marcello Ferrarini, quest'anno incentrato al no spreco alimentare, quindi raccoglieremo quegli ingredienti che sono sempre nelle nostre dispense e lo chef improvviserà delle ricette. E poi l'appuntamento con le scuole, con l'alberghiero Bartolomeo Scappi che verrà qua con i propri alunni e cucineranno quello che hanno imparato un po' sui loro banchi di scuola e con la mortadella Bologna IGP. E poi un appuntamento dedicato alle blogger insieme a Sonia Peronaci. Le porteremo alla scoperta di Fico in un tour attraverso 10 operatori dell'Emilia Romagna e concluderemo con un brunch con dei laboratori in cui Sonia farà vedere proprio tantissime preparazioni con la mortadella Bologna GP ma anche con tantissimi altri prodotti di questa regione dell'Emilia Romagna. Grazie allora a Fiorella Palmieri, responsabile eventi e responsabile comunicazione del Consorzio Mortadella Bologna GP. Noi adesso andiamo ad assaggiarle però le nostre zeppole bolognesi alla mortadella. La linea va ad Elisabetta Gori a Villa Smeraldi che ci parla di un progetto di recupero delle foreste del nord-est che, lo ricorderete, erano state gravemente danneggiate un po' di tempo fa insomma dalla tempesta, dal maltempo, però si sta cercando di ricostruire, di riportare insomma gli alberi alla loro località naturale. Quindi linea Elisabetta e poi noi qui andiamo ad assaggiare le zeppole. E noi invece siamo nello splendido parco di Villa Smeraldi a Bentivoglio, un parco importato, non un bosco vero e proprio, perché è stato realizzato nella seconda metà del XIX secolo quando la villa fu ampliata. È un parco romantico all'inglese perché quella era la moda del tempo e perché i proprietari dell'epoca, i conti Zucchini, ovviamente lo vollero così. Ci sono oltre 800 alberi, c'è il laghetto, il ponticello, i dislivelli, appunto tantissime piante, alcune davvero eccezionali come questa qui alle nostre spalle, alberi davvero monumentali. Ma noi non siamo qui per raccontarvi la storia di questo parco, raccontare la storia del passato, siamo qua per ricordare una tragedia di pochi mesi fa, il ciclone Vaia che a fine ottobre in Veneto e in Trentino ha raso al suolo circa 41.000 ettari di boschi, centinaia di migliaia di piante che erano state piantate subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale che è stata combattuta su quelle montagne che le aveva devastate. Ci avevano messo 100 anni per crescere, sono bastati 2 giorni perché si debba ricominciare tutto da capo. E allora qui con me abbiamo Daniele Ruiba e Vincenzo Tugnoli del GEV, il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie di Bologna, che ha condiviso e rilancia un'iniziativa bellissima. Adottiamo un bosco nel nord-est devastato dal vento. Allora, Tugnoli, com'è nata l'idea? Da chi è nata? Sicuramente quello che è successo sulle Alpi, nel Bellunese, in Trentino è una catastrofe naturale. Sì, è una catastrofe, io l'ho vista, è proprio un'ecatombe di quello che è successo. Gli alberi sono dei milioni, perché qua si parla da 14-15 milioni, con un volume di legna che sarà 7 volte quello che si commercializza in Italia, quindi è veramente una catastrofe. Come è nata? Noi siamo un'associazione che cura l'ambiente e ci siamo lanciati, devo dire che proprio è partito da me questa iniziativa di voler aiutare queste zone dove sono state colpite, perché è un polmone verde che il verde serve a tutti, se stiamo respirando è grazie agli alberi che ci aiutano. Però ci sono anche delle collaborazioni importanti, insomma, con delle realtà importanti, uno spin-off dell'Università di Padova.
Sì, proprio con Etifor, che è lo spin-off dell'Università di Padova, ci siamo agganciati al loro progetto, che loro dicono è un progetto che a livello nazionale dice adottiamo un albero, noi invece vorremmo essere un po' più realisti e fare un po' più in grande, adottiamo un bosco, perché la natura ci mette la sua mano ricreando quelle piante dai semi che sono caduti, però occorre anche le piante già sviluppate per poter mantenere fermo il terreno, evitare le valanghe, evitare le frane, quindi bisogna piantare anche degli alberi già sviluppati e la nostra iniziativa è proprio rivolta a questo, con delle piante che sono già sviluppate. Ecco, ma che tipo di piante saranno? Le stesse che sono cadute oppure no? In parte saranno anche le stesse perché la zona è nota per la costruzione degli strumenti a corde e quindi l'abete rosso ci vuole, però l'abete rosso è una pianta con delle radici molto superficiali, invece si vuole puntare su delle piante con radici più fittonante, tipo il larice, tipo l'abete bianco, tipo il faggio. Quindi voi che cosa, concretamente che cosa fate? Intanto avete lanciato una raccolta fondi, i riferimenti non ci mettiamo a darvi degli IBAN in televisione perché è impossibile trascriversi i numeri, la cosa migliore è fare riferimento al GEVA, le guardie ecologiche volontarie, hanno tantissime sedi in tutta Bologna, quindi basta mettersi in contatto con voi, farsi spiegare il progetto, capire le modalità e poi contribuire. Sì, tutto quello che noi che verrà versato e quindi raccolto da parte nostra verrà totalmente versato per questa iniziativa. Ci auguriamo che siano in tanti a partecipare e con il prossimo inverno si potrebbe cominciare a piantumare. Sì, da dicembre ricomincerà perché è la prima operazione da fare, che ci vuole l'uomo che da una parte crea i disastri ma dall'altra ci deve mettere anche la sua mano per recuperare e devono essere tolte tutte le legne che c'è per poter permettere alle nuove piantine di venire su e a quelle nuove da poterle ripiantare per poter svolgere la loro funzione di trattenuta del terreno. Tugnoli ci diceva l'uomo crea dei disastri, poi ovviamente deve fare di tutto poi per cercare di arginare, di recuperare e forse possiamo dire la stessa cosa anche nella manutenzione. Un parco come questo, polmoni verdi importantissimi per le città, sono tanti boschi cittadini, ma anche il singolo appezzamento, il singolo albero che abbiamo noi, cosa dobbiamo fare, quanto lo dobbiamo seguire, possiamo abbandonarlo a se stesso? Ma assolutamente no, secondo il mio parere, anche il parere nostro, che noi ci proponiamo e ci sforziamo di individuare, cioè di spiegare alle persone l'amore verso le piante, cioè la tutela anche del piccolo giardino, anche del piccolo albero. Se si parte da questo presupposto, se si impara ad amare gli alberi, indubbiamente la questione diventa molto più facile, molto più, secondo me, di cuore. Ecco. Un'ultimissima cosa, questo qua alle nostre spalle che adesso è spoglio, è un albero che è molto particolare. Che cos'è? Non è un albero nostro, viene dalla California, dall'America, è un albero, si chiama cipresso calvo perché è l'unico cipresso che perde le foglie. Diventa calvo anche lui, perde i capelli, però è molto bello come colore perché durante tutto l'autunno abbiamo un colore stupendo di quel colore rossiccio che dà ed è un albero che viene messo qua anche vicino al laghetto perché è un albero che ha delle radici che possono vivere anche a bagno nell'acqua. Io vi ringrazio, in bocca al lupo, ricordo il vostro sito internet che è www.gevbologna.org e poi partecipate a questa iniziativa Adotta un bosco nel nord-est devastato dal vento. Grazie e restituisco la linea.